La presenza delle istituzioni tra chi non ce la fa e quindi vive grazie alla solidarietà di strutture come la Comunità di Sant'Egidio, come la Caritas, come il Banco Alimentare. Io ho visitato tante di queste realtà quando ero Presidente del Senato. Devo dire che abbiamo dato un messaggio, quello che il governo e le istituzioni sono presenti, hanno approvato una legge che li aiuterà. Ho spiegato loro di farsi aiutare. Per me non esiste differenza tra colore della pelle, tra religione, tra grado culturale. Esiste l'identità e il rispetto alla persona. E tutto quello che sarà impregnato dalla mia azione di governo rispetterà questi valori, che sono valori secondo me né di destra né di sinistra, sono valori fondanti per me non negoziabili. Noi, ripeto, come governo abbiamo adottato dei provvedimenti, ripeto, finanziari che danno il senso di un sostegno anche economico che intendiamo dare, perché vogliamo che gli ultimi non siano ultimi e quindi possano vivere in un modo decoroso. Quindi il segnale nostro è quello innanzitutto anche a chi non ce la fa, ai poveri, alle famiglie indigenti, di rivolgersi ai sindacati, alle strutture per fare istanza per avere il reddito di povertà, perché si apriranno dei termini, vi saranno delle scadenze e queste persone rischiano magari di non potersene avvalere perché nemmeno lo sanno. Allora io credo che il governo avrà il dovere di attivare una campagna di comunicazione per questo, chiedendo anche ai sindacati, e lo faranno, di dare il massimo della loro disponibilità.